Savuda. Eccolo qui, è partita. Prima mancata per un soffio. Eccolo qua. Anche lui è pronto. Lui gioca in casa, speriamo che sia di buon auspicio. Partenza, si lancia in questa per un soffio Giovannino. Il vento gioca poi anche un ruolo importante in quanto non tiene fermo sicuramente il bersaglio. Terzo concorrente che si presenterà in asse di partenza, Claudio Carta, prepara al centro della pista Claudio Carta, al galoppo. Cavallo viene che si ripresenti in asse di partenza, ok? È stato colto dall'emozione anche il cavallo. Un applauso al buon Claudio. Parte vediamo se ha necessità o al centro della pista. Quando è pronto Graziano puoi partire. Eccolo, ha mancato anche lui, ripeto, non è facile, il bersaglio è molto piccolo. Guardate un attimino sulla destra della pista, abbiamo il sole che può creare Enrico Murtas, il prossimo concorrente, si presenta. Eccolo qui, arriva, perfetto, sfiora, ma grande, ha fornito una buona prestazione. Jessica Dell'Ola è la prossima concorrente. Eldorado il nome del suo cavallo, 4 anni l'età dell'animale, al centro della pista. Accidenti, peccato, grande prestazione. Enrico Chiani da Gergei e Monta Icaro, 4 anni, è pronto. Eccolo qui, al centro della pista, galoppo, deciso, pronto, eccolo qua. Anche lui tocca l'anello, ma non riene anche di carattere regionale sugli ippodromi. Cavallo destinato, lei viene da Donigala e si presenterà anche lei con grandi propositi di ipizzare almeno per lei. Eccolo qui. Anche lui Itto si è vergognato, si è emozionato. Aspetta che sto vedendo. Eccolo. Frisca con cattura. Anche lei sfiora il cerchio, il fantoccio ha la sua consistenza e il vento lo fa spostare.
Enrico, Andrea, Alessandro Casadio ai nastri di partenza. Va benissimo, non c'è problema. Dopo Alessandro rivedremo in pista il primo concorrente che gran carriera, grande padronanza, ecco in questo momento deciso, anche lui sfiora quasi molto buona. Vieni fuori dalla pista. Si presenta, abbiamo visto che non è facile in un contesto del genere, anche per gli animali abituarsi ad un pomeriggio del genere dove ci sono rumori, suoni, un ambiente particolare. Però notiamo anche l'abilità dei cavalieri nel tenerli a bada. Sara. Allora, questo è un extra, una pariglia. Vediamo un attimino questi ragazzi che partecipano a 8 anni l'età di questo animale. È pronto, perciò se vuole iniziare è libero, può partire quando vuole. Ecco, partenza. Di Mannas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello, non può essere stressato più di tanto nel viaggio. E Michele Mattino monta a Lipecio, un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la tradizione equestre si fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci in questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui. È partito. Al galoppo. Anche lui sfiora l'anello di essere intizzato.
Guardate adesso che deve salire Marco Azzei, Naucellus, e iniziamo, come detto, eccolo qui, grande galoppo, anche lui eccolo qui. È schifo anche lui la prestazione di principio quasi. Infatti, denota le origini da western, però i cavalli Simigliano, ecco. Grande applauso a Massimiliano e Tiziana. Non è facile, ripeto. Un grande spirito di sacrificio. Marco. Attenzione. Valentina Onnis, perdonate. Anche lei sfiora eccolo qui Marcello che si presenta con Simone. Sfiora anche lui l'anello, ma probabilmente Valli qui deve essere qualcosa che nell'aria percepiscono anche gli animali, come dicevo prima. Non è facile in un contesto ecco, stiamo arrivando in Pariglia, molto belli, quasi anche loro. Simona, puoi avvicinarti un attimo qui, Simona? Simona, Anastasia, vieni, avvicinati. Ok, sì, no, va bene che no. Dovrà essere fissato per te. Ormai penso che qualcuno avrà preso le misure e probabilmente riuscirà appunto di infilzarlo. Eccolo qui. Alla partenza Montaquin, appunto un cavallo di 9 anni. Ci sta predisponendo, la vediamo che sta raggiungendo il cavallo. Non c'è più. I cavalli che sono posizionati al centro del recinto. Sala appunto si ripresenterà, a seguire ci sarà Giovannino Casadio. Graziano no, negativo, qui l'organizzazione mi dice che no.
Claudio Carta e Marco Azzei sono passaggio, anche Chloe sfiora il nastro. Fatemi un centro, se noi iniziamo. Per la discesa, in questo caso salita, e Sara sarà nuovamente in pista per cercare di fissare questo nero che non può sentire stasera e non può dare nessuna soddisfazione, abbastanza freddo. Magari si può andare incontro a queste situazioni, i cavalli magari risentono, come dicevo prima, di tanti fattori, basta i movimenti, gli odori, i suoni, in questo caso anche i colori possono giocare ruoli importanti. Scusate, Pariglie, ecco, sono partiti insieme Maracalonis, eccoli qua, grandi applausi signori, questa è veramente abilità equestre, coordinarli ed essere coordinati anche loro, equilibriste, eccola qua. Nella seconda tornata è stata brava adesso Giovannino, che ripresenta anche lui, perciò padrone di casa. Eccolo. Galoppo. Per un pezzo, gesto di nascita. Ecco. Ecco. Lancia. Anche Fisio. Grande abilità, si presenta. La seconda manche, diciamo, perciò già 2 stelle su 3 concorrenti. Abbiamo visto che sicuramente l'esperienza gioca un ruolo importante, ma anche prendere le misure. Un applauso anche ai Fisio. Adesso riprova Claudio. Facciamo provare Claudio con la sua... Simona, abbiamo necessità di conoscere il nome del cavaliere che parla adesso? Sì, ok. Facendo traina il cavallo. E che anche lui si ci metterà stasera. Danno Charlie. Sfiorava l'anello, adesso vediamo un attimino se avrà miglior fortuna.
cavallo, rilassarsi. Ecco Barbara che si presenta. Sfiora l'anello, ricordiamo 2 cerchi con il Duraro, cavallo fisso. Ecco, anche lì sfiora i concorrenti Visionas, Sara, eccolo qui Enrico. Presenta al centro della pista. Studiamo l'anello. Alessandro Casadio. Sfiora anche lui l'anello. Elia Dessi di Mandas che non valga una cavalla di 18 anni. Al centro della pista parte in questo momento ecco qui a galoppo, l'età gioca un ruolo importante anche per colpisce la gallina stavolta. Preso, grande. Per a tentare la sorte, ecco. Schierafici, come la garanzia. Si predispone, eccolo qua. Buona prova, punta e spara, ma purtroppo l'anello è caduto. Pedro e Selvaggia. Attenzione, pianino. Anche stavolta non è facile. Valentina, eccola qui che si presenta, prova, anche lei sfiora. Questa cartina sarta, Eccolo qui. Ed ecco Dino, che un applauso a Dino. Sì, Dino, se vuoi scendere dalla pista, puoi scendere dalla pista per far prima.
Marcello Scintu deve gareggiare? Vuole ritentare? Marcello Scintu. Partenza. Marcello prova. Vi ricordo che Efisio Massa con lo stesso cavallo aveva colto il secondo anello Casadio, Casadio. Partito Graziano in questo momento. Con Queen vedremo appunto l'esibizione della pariglia di Mara e poi a seguire i 4 cavalieri si contenderanno 3 premi. Aveva il piacere di informarvi che al termine delle esibizioni, naturalmente dell'ultima manche, a cui parteciperanno i 4 cavalieri, tutta l'organizzazione lieta di farvi avvicinare giù, sicuramente su al biglietto dove è stata predisposta un invito per tutti quanti. Eccola Sara! Presa per la seconda volta con si trova
Titto questa volta, non è facile. Ripeto, non è facile, dubbio dire Cavallo. Riproviamo un pochino. Cercherà di eguagliare Sara. Anche lui sfiora, è sembrata che questa volta il cavallo che sta puntando per la seconda volta. Abbiamo visto anche stavolta che la linearità della corsa porta un buon risultato ed è molto importante. Sara, avvicinati. Ce la fanno? Il fresco del maestrale. Un ringraziamento anche a chi è venuto a vedere questa manifestazione. Abbiamo avuto l'opportunità di conoscere e ringraziamo per essere stati con noi questo pomeriggio. Un bravo naturalmente a tutti i cavalieri che si sono esibiti. È sicuramente un'occasione per proseguire anche il momento, conoscere i cavalli mi sembra importante. Ecco qui, la famiglia passa in rassegna, adesso riproveranno e si riproporranno.
Ecco, si ripresentano, speriamo che sia la volta buona. Apparire di Mara. Eccolo. Eccolo qua. Con i 4 mori, a 4 mori, il cavaliere di Mara. Saluta il pubblico. Io vi chiedo un applauso per questi signori, anche se avete le mani impegnate, ma che provano, lo riprovano, insomma, per passione. Vedete, non è facile mantenere l'equilibrio. Sara, eccoci qua, un applauso anche a loro. Alessandro, si sono sprezzate e hanno fatto le britelle in questo caso. Buon appetito. Prima.
Ecco a voi Schirru. Poco, quanto tu vuoi quando va da tu stai dentro porta dai cosa che qualcuno 2 3 scusa una radica a tutti si invita e ne aveva a noi, dai, facci andare cosa. Presente? No, no. Come fai il cammino avanti? Andiamo. No, grazie, non è vero. Aspettate mal la coca. Un ambiente particolare, però notiamo anche l'abilità dei cavalieri nel tenerli a bada. Sara. Allora, questo è un extra, una pariglia, vediamo un attimino questi ragazzi che partecipano a 8 anni l'età di questo animale. È pronto, perciò se vuole iniziare è libero, può partire quando vuole.
partenza. Di Mannas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello, non può essere stressato più di tanto nel viaggio. E Michele Mastrino monta a Lipecio, un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la tradizione equestre si fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui. È partito. Al galoppo. Anche lui sfiora l'anello di essere intizzato. Adesso che deve salire Marco Azzei da Ucellus, e siamo, come detto, eccolo qui, grande galoppo, anche lui eccolo qui. Trova Itto questa volta, non è facile. Tranquillizziamo, ripeto, non è facile, dubbio dire cavalli. Ricordiamo anche un pochino. Cercherà di eguagliare Sara. Anche lui sfiora, è sembrata che questa volta il cavallo che sta montando. Per la seconda volta abbiamo visto anche stavolta che la linearità della corsa porta a un buon risultato ed è molto importante. Posizione Sara, avvicinati a me.
vuole iniziare è libero, può partire quando vuole. Ecco, partenza. Di Mandas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello, non può essere stressato più di tanto nel viaggio. E Michele Massimo monta a Liveccio un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la tradizione equestre si fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui, è partito al galoppo. Anche lui sfiora l'anello di essere intizzato. Adesso che deve salire Marco Azzei, Causellus, e siamo, come detto, eccolo qui, grande galoppo, anche lui eccolo qui. È Schirro anche lui, la prestazione di principio quasi. Partito. Si presenta al centro della pista. Disponiamo l'anello. Alessandro Casadio. Elia Tessi di Mandas che montalga una cavalla di 18 anni al centro della pista, parte in questo momento. Ecco qui al galoppo, l'età gioca un ruolo importante anche per colpisce la gallina stavolta. Preso, grande. A tentare la sorte, ecco. Si garantisce, come la garanzia.
attenzione, eccolo qua. La prova, punta e spara, ma purtroppo l'anello è caduto. No, Pedro e Selvaggia. Attenzione, pianino. Anche stavolta non è facile. Sì, Dino, se vuoi scendere dalla pista, puoi scendere dalla pista per far prima. Marcello Scintu deve gareggiare? Vuole ritentare? Marcello Scintu. Partenza. E Marcello prova. Vi ricordo che Efisio Massa con lo stesso cavallo aveva colto il secondo anello Casadio per passare a Casadio. Partito Graziano in questo momento. Eccolo qui. Alla partenza Montaquin, appunto un cavallo di 9 anni. Ci sta predisponendo, la vediamo che sta raggiungendo il cavallo. Concepito. Sta raggiungendo i cavalli che sono posizionati al centro del recinto. Sala appunto
presenterà, a seguire ci sarà Giovannino Casadio, Graziano, no, negativo, qui l'organizzazione mi dice che no. Claudio Carta e Marco Azzei sono passaggio, anche Croli sfiora il nastro. Fatemi un centro, se poi iniziamo. Buon auspicio per la discesa, anzi in questo caso salita, e Sara sarà nuovamente in pista per cercare di pizzare questo nero che non può sentire stasera e non può dare nessuna soddisfazione, abbastanza freddo. Chi conosce il mondo dei cavalli sa che magari si può andare incontro a queste situazioni, i cavalli magari risentono, come dicevo prima, di tanti fattori, basta i movimenti, gli odori, i suoni, in questo caso anche i colori possono giocare ruoli importanti. Simona, abbiamo necessità di conoscere il nome del cavaliere che parla adesso? Sì, ok. Facendo traina il cavallo. E che anche noi ci metterà stasera. Milano Charlie. Sfiorava l'anello, adesso vediamo un attimino se avrà miglior fortuna. Enrico, quando siamo? Barbara sempre invece. Tito, il cavallo, rilassarsi. Ecco, Barbara che si presenta. Sfiora l'anello. Ricordiamo due cerchi con il Duraro che fanno Tito. Qui sfiora i concorrenti Visionas, Sara, eccolo qui Enrico. Presenta al centro della pista. Quindi studiamo l'anello. Alessandro Casadio. Amore quiere entender dolores, un profundo tensione. Campana, africana,
prima. Ecco a voi Schirru. È sale. Aspetta, sto vedendo. Ecco. Io frisca col gattuso. Anche lei sfiora il cerchio, il fantoccio ha la sua consistenza e il vento lo fa spostare. Gianni, Enrico, Andrea, Alessandro Casadio ai nastri di partenza. Va benissimo, non c'è problema. Dopo Alessandro rivedremo in pista il primo concorrente che gran carriera, grande padronanza, eccolo in questo momento, deciso. Anche lui sfiora quasi. Molto buona. Probabilmente Marco, vieni fuori dalla pista.
presenta. Abbiamo visto che non è facile in un contesto del genere, anche per gli animali abituarsi a un ambiente particolare, però notiamo anche l'abilità dei cavalieri nel tenerli a bada. Sara. Allora, questo è un extra, è una pariglia, vediamo un attimino questi ragazzi che partecipano a 8 anni l'età di questo animale. È pronto, perciò se vuole iniziare è libero, può partire quando vuole. Ecco, partenza. Di Mannas, via. Anche lui sfiora il famosissimo anello, non può essere stressato più di tanto nel viaggio. E Michele Massimo monta a Lipecio, un cavallo di 8 anni. Da quelle parti anche la tradizione equestre si fa sentire, perciò anche loro sono venuti appunto a trovarci questo pomeriggio. Si presenta al campo, partenza al galoppo. Sfiora anche lui. È partito. Al galoppo. Anche lui sfiora l'anello di essere indizzato. Adesso che deve salire Marco Azzei da Ucellus, siamo come detto, eccolo qui, grande galoppo, anche lui eccolo qui. Con Queen. Vedremo appunto l'esibizione della pariglia di Mara e poi a seguire i 4 cavalieri si contenderanno 3 premi.
piacere di informarvi che al termine delle esibizioni, naturalmente dell'ultima manche, a cui parteciperanno i 4 cavalieri, l'organizzazione è lieta di farvi avvicinare giù, sicuramente su al biglietto dove è stata predisposta un invito per tutti quanti. Eccola Sara! Presa per la seconda volta Sara! Con si trova Titto questa volta.